Se io Francesco Benazzi, sono di Treviso, vado all'area di Treviso, quindi vado al centro vaccinale di Villorba. Sono nato a marzo, per cui io sarò vaccinato nell'ordine di marzo, quindi da gennaio sarà dalle 8 alle 9, febbraio dal 9 alle 10, marzo dalle 10 alle 11. Lo spiega in maniera semplice il direttore Benazzi con tanto di esempio il metodo sperimentale che scatterà nel territorio dell'ULSS 2 domenica prossima. Dunque, per semplificare ancora di più, la classe 1936, ovvero gli 85 anni che in provincia di Treviso sono 4.795, saranno vaccinati domenica 28 e verranno suddivisi nelle 4 sedi vaccinali: Oderzo, Villorba, Godigo Sant'Urbano e Resepio X. Gli anziani di quella classe dovranno recarsi nei punti più vicini alle loro abitazioni e poi l'orario è stabilito a seconda del mese di nascita. Vi chiedo ecco di rispettare l'orario, cioè quando diciamo che Francesco Benazzi è nato a marzo e deve fare nel centro di Villorba dalle 10 alle 11, che non arrivi alle 9, basta che arrivi alle 10 e poi sarà fatto velocemente. È stata scelta la giornata di domenica per dare la possibilità ai figli di accompagnare i genitori che non hanno la possibilità altrimenti di raggiungere i centri vaccinali, non solo. Abbiamo ovviamente organizzato il calendario vaccinale per questa settimana che ci porterà entro domenica ad azzerare sostanzialmente tutte le scorte di vaccini che abbiamo, quindi zero magazzino. Sul fronte ricoveri la situazione non è facile: 266 ricoveri Covid, 36 persone in terapia intensiva, 6 in più rispetto a ieri, 46 in subintensiva. Il picco dei contagi potrebbe arrivare la prossima settimana. Concorderemo, credo, in questa settimana con la Regione la possibilità di ridurre il ritmo delle attività ospedaliere. Quindi vuol dire interventi chirurgici che andranno a ridursi e faremo almeno da lunedì 29, quindi solo le urgenze, gli oncologici e chiaramente la parte che riguarda il materno infantile, quindi tagli cesarei